Buongiorno da Leandro Maggi, stiamo assistendo allo smantellamento del Mascò, la celebre discoteca alle porte di Rovigo che stanno demolendo. Altre discoteche, specialmente nel Basso Polesine, hanno fatto la storia, in particolar modo il Madrugada, o come si chiamava all'inizio il Capital, e abbiamo voluto sentire alcune persone che hanno vissuto gli anni ruggenti del Madrugada o Capital. Ricordi bellissimi del Madrugada, perché il lunedì sera si ballava liscio, alle sere c'era la pizzeria aperta, ci divertavamo con amici, è sempre stato un ambiente che ha funzionato all'epoca in un bel sistema, e dopo purtroppo hanno chiuso e noi siamo rimasti senza un ambiente importantissimo su Portoviejo. Che ricordo ha del Madrugada? Bella, una bella sala, piena di gente, in quella zona era la più grande, esatto. Era rammarico che sia così chiusa, messa a male. Esatto, per la gente dei giorni qua, che come richiamo era un bel locale, bello. Madrugada, sala bellissima, attrazioni, spettacoli, purtroppo è finita così, ma è una sala da riaprire sulla Romea. Lei abitava a Chioggia, era un posto conosciuto anche per voi chiogiotti? Sì, sono Punto andato di qualche riferimento? volta, qualche lunedì sera quando c'era il liscio. Anche tu il liscio? Certo, non era per me, però Madrugada sono andato, sì. Peccato, dovevo aprirlo un'altra volta comunque. Ma voi di Chioggia come punto di riferimento cosa avevate? Cecchito una volta, l'Ossea, Ghirigalù, il Mitos, il Shaker, sì. E non c'è più nessuno? Discoteche zero.